a tutti, sono Roberta Grubelli, vengo da Trieste e sono una new entry di Promoturismo FUG e scrivo come ambassador. La mia avventura è decisamente recente, possiamo dire agosto di quest'anno alquanto difficile. Sono sempre stata appassionata di viaggi e grazie alla conoscenza di una mia amica che guida naturalistica mi ha gentilmente suggerito di partecipare come ambassador. Ho deciso di apportare appunto il mio contributo non solamente fotografico ma soprattutto attraverso i racconti delle mie avventure all'interno del Friuli Venezia Giulia. In questo mio articolo racconto di un'esperienza prettamente invernale incentrata su una bellissima escursione verso le sorgenti del Piave. Questo percorso è assolutamente consigliato durante il periodo invernale proprio perché non si è disturbati dal passaggio delle macchine. Quindi partendo da Borgata di Cima Sappada si arriva fino alle sorgenti del Piave, che sono circa a 1850 metri più o meno, e sono situate proprio alla base del Monte Peralba. È un'escursione assolutamente accessibile a chiunque. Come tipo di attrezzatura assolutamente io comunque consiglio di avere sempre rispetto nei confronti della montagna, quindi delle pedule, e i bastoncini possono aiutare dal momento che appunto siamo pur sempre in montagna e dobbiamo andare in salita. E sì, attrezzatura in questo caso, dal momento che è un'escursione invernale, è una buona calzamaglia, comunque dei pantaloni termici e tanta buona volontà soprattutto e desiderio di scoprire un paesaggio meraviglioso. È un percorso che si può intraprendere appunto sia d'inverno che d'estate. D'estate eventualmente si può accedere con la macchina fino al primo rifugio, che sono a Piani del Cristo, oppure parcheggiarla successivamente alla baita Rododendro. Si snodano due sentieri e sulla sinistra si possono raggiungere i laghi d'Olbe, che sono ovviamente dei laghi di origine glaciale, sono meravigliosi anche loro. Quello che mi ha lasciato questa esperienza è una sensazione soprattutto di leggerezza, di scoperta, di rivalutazione anche del nostro territorio, che è meraviglioso, però a volte non siamo del tutto consapevoli delle cose stupende che ci circondano.